Bene, eccoci insieme anche oggi per una puntata che si preannuncia appetitosa. Abbiamo infatti con noi Nicola Trentin, che è il presidente dei panificatori di Confartigianato del Veneto, qui per presentare questo. Vi facciamo vedere il disciplinare. Questo è il marchio Forno di Qualità, che certificherà la produzione artigianale del pane, ma ne parliamo adesso in maniera più diffusa. Però in introduzione qualche dato. Il consumo di pane, grissini e cracker nel Veneto è calato del 5,6% rispetto al 2007. Le aree dove si mangia più pane sono Belluno e Venezia. I dati negli ultimi anni sono purtroppo peggiorati a fronte dell'aumento degli arrivi di pane congelato o precotto dai paesi stranieri, extracomunitari talvolta. Negli ultimi 2 anni in Veneto e in Italia è letteralmente esploso l'import di prodotti da forno e farinacei dall'est Europa, Ungheria, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. Si è passati dai 4 agli 8 milioni di euro, quindi si è aumentati del 100%, un fenomeno che si lega e si spiega al boom della produzione di pane appena sfornato da parte soprattutto della grande distribuzione. Insomma, il fatto di giocare sul termine appena sfornato ha fatto sì che si possono confondere le idee della gente, nel senso che in effetti il pane è appena sfornato perché viene messo in forno, ma è un pane precotto o congelato. Da qui l'esigenza vostra di disciplinare il forno di qualità. Ecco, quali sono secondo voi le caratteristiche del pane artigianale? Allora, innanzitutto le caratteristiche del pane artigianale... Tra virgolette, siete anche un po' sfortunati, perché devo dire che alcuni pani precotti o congelati sono pure buoni. Sì, magari sono buoni appena sono sfornati. Ecco, magari non hanno... Nel giro di qualche ora sicuramente durano. Perdono la fragranza, perdono quello che è anche il gusto, perché comunque quel poco gusto che si può sentire in un prodotto cotto caldo, perché comunque nel pane caldo si sente molto meno il gusto, e da lì a qualche ora assolutamente perde di gusto, perde di fragranza, diventa gommoso e praticamente diventa immangiabile. Questo è vero. E per cui non è un prodotto buono. Immangiabile. Un prodotto buono è buono. Un prodotto quando... Duro. Allora, il test che facciamo noi, per esempio, noi nella nostra azienda, per valutare un nuovo prodotto che facciamo, non lo andiamo ad assaggiare subito o dopo un'ora o alla sera, lo andiamo a assaggiare il giorno dopo. Allora, se il giorno dopo è ancora buono, è un buon prodotto e partiamo con la nostra produzione. Ecco da qui dove sostanzialmente una delle grosse differenze tra un pane congelato precotto e un pane artigianale sta anche in questo, cioè il pane precotto surgelato, come ho appena detto, perde di gusto subito, mentre un pane artigianale sicuramente fatto con i sacri crismi il giorno dopo sicuramente sarà ancora un pane buono, magari con una piccola giustatina in forno rimarrà ancora un pane fragrante, cosa che il pane precotto surgelato non succede. Cosa succede? Succede che se avanziamo 1, 2, 3, 4 pezzi di pane del precotto surgelato lo buttiamo via, senza contare che il nostro palato, il nostro cervello non è soddisfatto di quello che ha mangiato. Mentre in un pane artigianale riusciamo a conservarlo anche il giorno dopo, non abbiamo spreco, e in questo periodo dove ci sono anche dei problemi a livello economici nelle famiglie, è anche un vantaggio per i consumatori. Insomma. Ecco, ma il fatto che voi abbiate dovuto certificare l'artigianalità del prodotto significa, e mi scuso per la domanda antipatica, insomma, che avete un po' di traditori anche in casa, nel senso che uno che va a comprare il pane al centro commerciale, insomma, può immaginare che sia un prodotto diverso da quello artigianale. Però insomma il fatto che, per cui io darei per scontato che se vado in una panetteria quello che compro è un prodotto da forno di qualità, non è così? Allora, diciamo che è un modo per noi artigiani, è un modo per, come si dice, far vedere, per distinguerci chi... allora, l'artigiano che decide di aderire al forno di qualità sceglie anche di distinguersi da quelli che sono altri artigiani, altri lavoratori, altri produttori, sia nella produzione, sia nella qualità di vendita, sia
nella spiegazione anche al consumatore finale, nel prodotto, perché forno di qualità è sicuramente un forno di qualità nella produzione, c'è un'attenzione nella materia prima, c'è un'attenzione nella produzione, infatti anche sul disciplinare c'è scritto, ci sono dei vincoli di produzione, di lavorazione, tecniche di lavorazione e dopo per il consumatore finale è una garanzia, nel momento in cui trova una vetrofania all'entrata del panificio oppure trova nei sacchetti, trova questo marchio, per il consumatore finale ha una garanzia, sì. Questo la Regione Veneto lo dà solo se corrispondi al disciplinare, se no non lo dà. Ecco, ma il disciplinare che ho letto ed è molto articolato, in qualche maniera va a rappresentare una sorta di pane alla veneta, definiamolo insieme. Voi dite, il pane secondo noi deve essere fatto in questa maniera, in questo dico, un pane alla veneta. Identificazione che non è accettata, è stata accettata dall'Unione Europea. No. Leggo però sempre nei dati che voi date, che nel Veneto ci sono 1655 imprese, la maggior parte delle quali sono forni che producono pane fresco, 1544. E le altre che cosa fanno? Producono pane precotto e surgelato. C'è anche qui nel Veneto chi produce pane precotto e surgelato. Chiaramente è una fetta di mercato. Non bisogna criminalizzare nessuno, solo che bisogna saperlo. No, allora io dico sempre, dobbiamo dare la possibilità al consumatore finale di fare una scelta consapevole. Io al consumatore finale posso dirgli, dentro questa scatola, dentro questo sacchetto ti do del veleno. Dopo, se il consumatore dice io il veleno lo prendo, ben venga, cioè è una scelta che ha fatto il consumatore e dobbiamo rispettarla, assolutamente, dobbiamo assolutamente rispettarla, ma dobbiamo essere leali, trasparenti nei confronti del consumatore finale e dirgli cosa c'è in quel prodotto che noi gli vendiamo. Certo, ma lei riconoscerà con me che di marchi di qualità ce ne sono tanti, cioè, certo. Probabilmente anche se ne abusa. Chi è che garantisce al consumatore che il marchio forno di qualità, oggi lanciato fra 6 mesi, riesca ancora a garantire ciò per cui è nato? Allora, ci sarà una commissione di controllo scelta in collaborazione con la Regione Veneto di professionisti delle varie categorie dalle varie associazioni, dal Confartigianato piuttosto che l'Ascom, comunque tutte le associazioni che abbiamo qui nel Veneto. E questa commissione periodicamente farà il giro per i forni che hanno il marchio forno di qualità, andare a controllare in base al disciplinare se rispetta il disciplinare, insomma. Con lei che è responsabile di una categoria appunto di panificatori aderenti al Confartigianato del Veneto, anche una responsabilità politica, istituzionale, ecco, una responsabilità istituzionale. Lei teme che ci siano dei panificatori che in realtà vendano come artigianale un pane che tale non è? Parlo di bottega, non parlo del centro commerciale che possiamo immaginarlo. Allora, io non posso dare una garanzia perché comunque in casa degli altri non ci sono. No, certo. Parlo di casa mia e della casa degli altri. Rappresento una categoria che è quella dei panificatori della Confartigianato del Veneto. E quindi qualche problema lo subodorate, insomma. Certo, c'è stato chi comunque non ha apprezzato questa legge perché comunque il forno di qualità e di conseguenza perché il forno di qualità arriva da una legge regionale che determina il pane fresco da un pane congelato. E sicuramente c'è chi non è d'accordo, ma come su tutte le cose è ovvio, cioè, esisteranno sempre. No, ma essere d'accordo è una cosa diversa da quello che l'ho chiesto io, perché sì, no, siccome voi disciplinate come viene fatto il pane, può esserci il panettiere che dice e chi ha deciso che il forno deve essere, dico a caso, un tot numero di gradi, io da sempre lo faccio con una gradazione diversa, vabbè, è un altro tipo di pane, ci sta. Io sto chiedendole una cosa diversa, se c'è chi vende per artigianale un pane che tale non è. Lei adesso mi sta facendo una domanda a cui io... Lei glissava. Vorrei, esattamente, vabbè, ha già risposto. Penso che comunque ci siano aziende che lavorano in un certo modo e ci siano aziende che lavorano in un altro modo. Ognuno fa come dicevo prima, ognuno fa la propria scelta. Ma è importante che lo dicano però. Sarebbe importante... Scusi, la cosa buffa è che voi dovete dire che fate un pane buono, fondamentalmente, certo.
e non siano gli altri che devono invece dire guardate che il nostro non è artigianale. Allora, io parto sempre da un concetto che è molto semplice. Io parlo con i nostri clienti, noi cerchiamo di comunicare, di parlare il più possibile, di essere presenti in negozio per dare delle risposte a delle domande. Proprio anche stamattina una signora mi parlava che suo figlio trova su internet. Allora, internet è una giungla, ci sono cose vere, cose false, cose inesatte, cose imprecise e cose perfette. È chiaro che c'è una gran confusione, io noto questa cosa qui, nel consumatore finale c'è molta confusione. Allora, noi dobbiamo parlare di quello che è il prodotto di qualità e la materia prima di qualità e spiegare come trovare il prodotto di qualità. Dopo, se c'è qualche collega che lavora in un certo modo e spaccia il proprio prodotto per un prodotto di qualità, andrebbe perseguito. Andrebbe perseguito. Noi dovremmo cominciare a far notare questa cosa a chi di dovere. È quello che dicevo anch'io. Sì, sicuramente. È chiaro che non è facile farlo, ma non è facile a livello personale, di coscienza, ma non perché non sia, questo tipo di persone stiano lavorando in maniera giusta o sbagliata, ma perché... No, basta che dicano la verità. Sì, mettere in difficoltà qualcuno non è sempre una bella cosa da fare, non è sempre facile. È chiaro che dovremmo farlo. Questo per andare per vedere un futuro roseo. La capisco, lei è una brava persona e si trova in un ruolo difficile. Comunque concludo ricordando questo. Questo è comunque il marchio di garanzia del prodotto artigianale, si chiama Forno di Qualità, risponde a un disciplinare della Regione Veneto e da adesso insomma in poi sarà affisso come vetrofania sulle vetrine evidentemente dei panificatori che rispondono al disciplinare allegato alla possibilità di utilizzare il marchio. Grazie a Nicola Trentin, che è il presidente dei panificatori di Confartigianato Veneto, insomma, e buon pane a tutti. Alla prossima.